È mercoledì 30 ottobre, buongiorno Sicilia, da Angelo Gagliano. E da Emanuela Corsi, buongiorno. Fra poco andremo da Emanuela per la rassegna stampa regionale, poi vedremo anche quella nazionale, ma intanto le notizie dell'ultima ora. A caccia dell'oro rosso nei cimiteri. Sono stati 4 arresti dei carabinieri a Santo Stefano di Camastra, siamo nel Messinese. La banda smontava pluviali delle cappelle, presa di mira anche una stazione ferroviaria. Il bottino poi rivenduto sul mercato palermitano. Saccheggiavano i cimiteri, ben 11 tra Messina e Palermo, li depredavano dei pluviali di scolo in rame delle acque meteoriche, tutti asportati da numerose cappelle gentilizie. In un'occasione presa di mira anche la stazione ferroviaria di Santo Stefano di Camastra. Nell'ambito dell'operazione Greviar, effettuata tra il febbraio e l'aprile 2024, i carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno arrestato 4 persone per furto aggravato e ricettazione. L'obiettivo del gruppo era asportare più rame possibile per poi affidarlo ad un complice che invece si occupava di rivenderlo sul mercato palermitano, ottenendo lauti guadagni. In ordine di tempo, il primo ad essere preso di mira è stato il cimitero di Sant'Agata di Militello, poi a seguire Cefalù, Rocca di Caprileone, Capo d'Orlando, Pollina, Santo Stefano di Camastra, Castelbuono, Galati Mamertino, Lascari, San Salvatore di Fitalia e Brolo. I dati della geolocalizzazione acquisiti dalle forze dell'ordine hanno consentito di accertare come gli indagati si recassero presso i cimiteri sempre tra le 19 e le 24, rimanendo lì non più di 2 ore. Il tempo di depredare, accartocciare e caricare il bottino su 2 auto, una delle quali presa a noleggio per destare meno sospetti. Adesso la tragica notizia di un altro incidente stradale mortale sulle strade catanesi. Un motociclista di 34 anni, Bruno Barbagallo, operatore ecologico, è morto ieri sera a Daci Sant'Antonio dopo essersi scontrato con un camion. È stato vano l'intervento del 118, l'incidente è avvenuto in via San Giovanni, a pochi metri da un bivio. Stanno indagando adesso i carabinieri di Acireale. Adesso ci occupiamo dell'inchiesta che coinvolge l'ospedale Papardo di Messina. È pronta un'ispezione regionale, 6 le morti sospette nel reparto di cardiochirurgia. L'assessore regionale alla salute Giovanna Volo sta disponendo un'ispezione all'ospedale Papardo di Messina, dove nelle scorse settimane si sono registrate 6 morti sospette nel reparto di cardiochirurgia. A darne notizie è stato il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio De Luca, che aveva indirizzato proprio all'assessore Volo una richiesta specifica di invio degli ispettori nell'ospedale messinese. L'obiettivo degli ispettori è verificare il rispetto delle procedure e le condizioni imposte dalle normative nel reparto dove si è verificata la morte dei 6 pazienti che avevano subito delle operazioni chirurgiche al cuore. Dalla direzione aziendale invece continua ad esserci silenzio in attesa delle decisioni della procura e dell'esito dell'inchiesta. Da quel che trapela da Palazzo Piacentini sarebbero 3 i medici attualmente indagati. I magistrati attendono l'esito delle 4 autopsie disposte sinora e degli esami di laboratorio affidati ad una struttura di Catania sulla presenza di batteri. Il deputato Antonio De Luca ritiene inoltre che sia anche necessario procedere ad una audizione urgente in Commissione Sanità, che ha già sollecitato, per comprendere cosa è accaduto, sentendo i vertici dell'azienda sanitaria Papardo. In particolare è stata richiesta la convocazione del direttore generale dell'azienda, Caterina Di Blasi, e del direttore sanitario Paolo Cardia. E allora su questo nuovo, questa nuova inchiesta su probabile malasanità nel Messinese, al Papardo per essere precisi, vado da Emanuela. Immagino che stamattina le pagine dei quotidiani ne parlino. Sì, andiamo a pagina 5 di Repubblica a Palermo di oggi e vediamo nel taglio basso al Papardo appunto 6 pazienti morti in un mese. Alla cardiochirurgia di Messina si sospetta un batterio killer, 3 medici indagati dalla procura, il caso sollevato dall'avvocato di una donna deceduta in settembre. Però sul tavolo della procura di Messina non sono finiti solo i possibili batteri killer presenti al Papardo, ma anche le valvole utilizzate negli interventi chirurgici, quindi si indaga su entrambi i casi. Vedo che sulla stessa pagina di Repubblica, sì, questa mattina si parla proprio di sanità
siciliana ci sono diciamo delle buone indicazioni che arrivano. Sì, non so se è stata una scelta di mettere queste due notizie nella stessa pagina, perché appunto se da un lato parliamo di presunta malasanità, però vediamo la notizia in primo piano è questa: gli ospedali siciliani risalgono la china, ma il premio va ad una clinica privata, quindi il privato tende a superare la sanità pubblica. La casa di cura Orestano di Palermo è l'unica struttura del Sud Italia che è stata promossa a pieni voti dalla Genas. A penalizzare la sanità pubblica sono la mancanza dell'assistenza territoriale e un eccesso di parti cesarei. Il primo istituto per volume di interventi pediatrici al cuore poi è il polo di Taormina, il CCPM, che poi insomma le cui sorti sappiamo bene non sono ancora incerte dopo mesi e mesi di manifestazioni e proteste. Allora, Emanuela, da te fra pochissimo Sì. torniamo, intanto ci rioccupiamo ancora una volta della strage di Altavilla. Barreca, il capofamiglia, sarà scarcerato, trasferito in una REMS, cioè una struttura di detenzione e di cura, e nello sterminio, lo ricordiamo, è imputata anche la figlia minorenne e la coppia ispiratrice del massacro che avrebbe ucciso la madre e il figlio più piccolo. Sentiamo. Barreca non è imputabile, lascerà a breve la cella del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto per andare in un centro temporaneo in attesa che venga trasferito in una REMS, la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza che ha sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari. Qui sarà recluso e curato per il grave disturbo mentale certificato dai periti del giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese. Dunque non è capace di intendere e di volere. Scarcerazione per l'ex imbianchino che ha sterminato la famiglia nella strage della villetta di Altavilla nella notte fra il 10 e l'11 febbraio. Ai consulenti ha sempre detto di avere una connessione diretta con entità divine e di ricevere annunci da figure spirituali. Avrebbe ucciso in preda al delirio la moglie Antonella Salamone e i due figli Kevin e Emanuel di 16 e 5 anni. Nella tragedia coinvolta anche la figlia minorenne, a processo con il rito abbreviato. Per lei il giudice per le udienze preliminari dei minori ha chiesto la perizia sulle capacità mentali. Barreca ha sempre additato come responsabili della violenza la coppia che rappresenta nei giorni della mattanza, Massimo Caradente e Sabrina Fina. Dalle indagini dei carabinieri la donna avrebbe ucciso Antonella Salamone e l'uomo avrebbe soffocato il figlio minore. Allora, torniamo da Emanuela, vediamo stamattina i giornali cosa dicono e diciamo, come affrontano questa vicenda. Sì, vediamo la prima pagina del Giornale di Sicilia, la notizia la troviamo appunto qui, la strage di Altavilla Milice, Barreca e la figlia sarebbero stati manipolati dai due Santoni. Grazie Emanuela, e l'approfondimento poi nelle pagine interne chiaramente del giornale. Adesso restiamo a Palermo, la vicenda delle scarcerazioni e dei permessi agli ergastolani, ai detenuti anche al 41 bis. Galatolo è un pericolo, questo è l'atto di accusa dell'ex sindacalista Basile dopo il permesso premio che è stato per l'appunto concesso al boss. Il presidente dell'antimafia Cracolici denuncia un desolante silenzio sulle recenti scarcerazioni. A prendere questa notizia, la notizia che un carnefice, un violento mafioso come Raffaele Galatolo sia tornato in libertà. È una cosa molto triste. Gioacchino Basile, che aveva denunciato da sindacalista infiltrazioni del clan Galatolo ai cantieri navali di Palermo, grida adesso la sua indignazione per i permessi premio per buona condotta di Raffaele Galatolo, lo strangolatore di Cosa Nostra, ergastolano a Secondigliano, che si ritroverà invece a camminare nel suo quartiere d'origine a Palermo, l'Acquasanta. Basile si unisce al coro di dissensi per le recenti scarcerazioni dei boss di Cosa Nostra della Corte di Appello di Palermo, che ha rimesso in libertà per decorrenza dei termini 9 boss trapanesi fedelissimi di Matteo Messina Denaro, l'ultimo in ordine di tempo Giuseppe Corona, boss di Resuttana. Per Basile è costretto ad andare via dalla Sicilia, nel 1990 espulso dalla FIOM CGIL quando nessuno gli credeva, ma capace di consegnare nel maggio 92 un memoriale a Paolo Borsellino. Galatolo è un pericolo.
essendo con la sua famiglia sudditante sicuramente, certamente ai servizi deviati dello Stato, e può rappresentare un pericolo per i magistrati onesti. Ma se da una parte ci si indigna, dall'altra fa ancora più rumore l'assordante silenzio che Antonello Cracolici, presidente regionale della Commissione Antimafia, rileva. Tutto questo in un silenzio abbastanza generalizzato da parte dell'opinione pubblica e anche da parte dei grandi giornali. Da Messina ieri Cracolici ha proseguito, così la lotta alla mafia diventa inutile e stucchevole. Ritorniamo da Emanuela per proseguire la lettura dei quotidiani regionali. Sì, partiamo dalle prime pagine e partiamo da Repubblica Palermo, dove troviamo questa notizia: Cemento ed ex province, il dietrofront del centro-destra. All'Ars è scoppiata la bagarre per questi due punti. È stata intanto ritirata la norma che prevedeva un aumento del 30% del volume degli edifici, e poi la maggioranza senza intesa sui candidati fa saltare le elezioni negli enti di area vasta. Quindi leggiamo: la bagarre in aula è esplosa dopo un paio d'ore di seduta. Col voto segreto il centrodestra aveva respinto la richiesta di sopprimere l'articolo 8 del DDL urbanistica, che prevedeva la possibilità praticamente di ampliare gli edifici siciliani anche nei centri storici del 30%, quindi altro cemento in una Sicilia sfregiata dall'abusivismo. Ma alla fine maggioranza e governo sono stati costretti a battere in ritirata, rinunciando a questa norma. E poi è stato recepito il decreto salva casa di Salvini, nuovo rinvio invece per le elezioni per quanto riguarda le province. Poi vediamo il caso fondi insufficienti e stranieri esclusi, i nodi del nuovo reddito, il reddito di povertà voluto e annunciato qualche giorno fa dal governatore Schifani all'interno della prossima manovra. Poi, come abbiamo visto, per la sanità, ospedali siciliani in risalita, la Genas premia però una clinica privata e i 6 morti al Papardo subito sotto. Andiamo a leggere anche altre notizie che vediamo qui in prima pagina. Intanto, per quanto riguarda la città di Palermo, per frenare la malamovida e anche insomma gli episodi di violenza che spesso abbiamo raccontato, svolta del comune nel centro storico, stop alle licenze per le nuove discoteche. Andiamo a vedere qualche approfondimento, per esempio questo: aumento delle cubature, scontro all'Ars, la Giunta alla fine ritira questa norma che prevedeva un aumento del 30% del volume degli edifici siciliani anche nei centri storici, cancellata la sanatoria dei beni dei boss realizzati sulla costa e poi il rinvio per quanto riguarda le elezioni delle province. Ma vediamo anche queste novità che riguardano invece il centro storico di Palermo, stop alle licenze per le nuove discoteche. E poi c'è un'intervista ad un DJ palermitano, Mario Caminita, che dice però il vero problema sono i pub senza regole. Chiunque pensa di trasformare un buco in locale da ballo si dovrebbe decentrare la movida. E poi c'è un allarme che arriva dagli studenti a proposito di violenze, di sicurezza, furti e aggressioni. Dicono: non ci sentiamo sicuri. Episodi di violenza anche nel campus di Viale delle Scienze, vicino agli alloggi. Chiesto un tavolo di confronto al comune. Palazzo delle Aquile ha fatto già sapere che entro fine anno verranno installate delle nuove telecamere appunto in quest'area. E poi la storia: una mamma con 4 figli, la sfida della quinta famiglia nella casa del boss di via Decollati. I precedenti 4 nuclei avevano rinunciato, ricordiamo, all'abitazione assegnata dal comune perché erano stati minacciati proprio dal boss e dai familiari. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia di oggi.
Intanto notizie nazionali che magari approfondiremo tra poco. Vediamo invece questa dedicata a 2 siciliani, 10 e lode. Ci sono 2 studenti siciliani tra i 25 bravissimi che oggi andranno al Quirinale. Stiamo parlando dell'etneo Gabriele e dell'armerinese Daniele, che raccontano proprio la Sicilia sogni e ambizioni. Quindi questi 2 giovani siciliani in prima pagina oggi, che raccontano la Sicilia bella, quella dei giovani capaci e in gamba. E poi vediamo, per quanto riguarda la cronaca, nel taglio alto, Catania ha chiesto l'ergastolo per l'infermiere killer di Biancavilla. E poi ancora un altro caso di giudiziaria, l'omicidio di Agata. Siamo ad Acireale, comincia l'appello. A Catania, spari in via Ungheretti, arrestato un incensurato. Ad Aci Sant'Antonio invece muore un 34enne sotto un camion, un motociclista appunto che ha perso la vita ieri sera. Vediamo anche questo report in basso. Salasso, il 15% dei contribuenti paga il 63% delle imposte locali. Andiamo a vedere all'interno intanto la prima pagina di Catania, con il piano urbanistico in primo piano che arriva in Consiglio. 60 anni dopo il PRG di Piccinato, la progettazione della città viene discussa in aula. L'atto di indirizzo politico è stato votato dalla Giunta a inizio ottobre. Prima che produca però degli effetti bisognerà aspettare più di un anno. E qui vediamo in questa foto una delle aree che dovrebbe essere interessate proprio dal piano, l'area di Corso dei Martiri della Libertà, di cui si è parlato tanto proprio per essere riqualificata e che dovrebbe essere oggetto di un restyling. Vediamo sempre sulla prima pagina della Sicilia di Catania la notizia di questo centauro che muore, finisce sotto un camion, l'incidente ad Aci Sant'Antonio mentre l'autocarro era in manovra. La vittima aveva 34 anni, qui vediamo appunto la foto del ragazzo che ha perso la vita e poi l'autocarro in questa foto in grande. Andiamo all'interno per vedere i 2 casi di cronaca che abbiamo visto in prima pagina, dosi killer di farmaci a pazienti. Adesso è stato chiesto l'ergastolo per questo infermiere, requisitoria della PM, condannare l'infermiere del Cannizzaro per 2 omicidi. E poi vediamo ancora la storia di Agata, il cold case di Acireale, lo definisce la Sicilia, di cui si è occupato tantissimo la trasmissione di Rai 3, Chi l'ha visto. Uccise Agata per nascondere la gravidanza. Di chi stiamo parlando? Del compagno della madre. Le motivazioni della Corte d'Assise che ha condannato Rosario Palermo all'ergastolo. La ragazza sparì il 4 giugno 2012. 10 anni dopo ci fu l'indagine per l'omicidio. Domani l'appello, e qui vediamo appunto Rosario Palermo e poi questa ragazza Agata che pare appunto fosse anche in gravidanza quando venne fatta sparire. Presumibilmente appunto questa ragazza è stata uccisa, anche se il suo corpo non è mai stato trovato. La Gazzetta del Sud di oggi, vediamo questa sanità siciliana che fa passi avanti. Il report di Agenas: migliorano le prestazioni a livello regionale con alcune eccellenze. Schifani dice premiato il lavoro. Il barone Romeo di Patti, primo in Italia per le cure tempestive agli infartuati. E poi si parla anche di Ponte, vediamo nella foto, nel taglio centrale, il sindaco di Messina Basile assieme alla D dell'Astretto Pietro Ciucci. L'Astretto accoglie le richieste del comune e ieri l'incontro appunto tra le 2 parti. Ancora vediamo all'interno questa notizia appunto del ponte. Novembre sarà il mese decisivo per il ponte, valutazione ambientale, udienze ed espropri. E poi ancora andiamo a vedere la prima pagina del Giornale di Sicilia.
invece con la notizia dell'Ars, all'Ars un altro dietro front, la maggioranza vota a favore di una norma per consentire l'aumento della cubatura dei palazzi, la Giunta non ci sta e l'articolo alla fine viene ritirato, passano la legge salva casa e quella sui piani regolatori, bocciata la sanatoria delle villette vicine al mare confiscate alla mafia. L'opposizione ha detto è stato evitato uno scempio. E poi ancora il reddito di povertà che non piace ai parroci, che è stato inserito dal governo nella manovra perché i parroci chiedono il lavoro, dicono la migliore soluzione è quella del lavoro, non dei sussidi. Grazie allora Emanuela, noi adesso ci fermiamo appena qualche momento e ci ritroviamo fra pochissimo ancora con Buongiorno Sicilia. Di nuovo insieme per Buongiorno Sicilia, adesso ci colleghiamo con la Polstrada, il compartimento della Sicilia orientale, andiamo a Barcellona, Pozzo di Gotto, dove stamattina c'è l'ispettore Raffaele Genovese. Buongiorno ispettore. Sì, buongiorno a voi. Qualche problema tecnico? Allora, la situazione della viabilità oggi nella Sicilia orientale. Allora, quindi le novità principali nelle nostre arterie sono le seguenti. Nella tangenziale di Catania abbiamo i soliti rallentamenti in direzione Siracusa tra i paesi Etnè e San Giorgio a causa dell'ormai regolare traffico intenso e per lavori in corso. Questa mattina sulla 18 abbiamo una novità nella galleria Giardini in direzione Siracusa, quindi prima dello svincolo di Giardini Naxos. Abbiamo una parzializzazione di carreggiata e si transita solo nella corsia di sorpasso a causa di alcuni interventi tecnici all'interno della stessa galleria. Spostiamoci invece nella 20, nella Messina-Palermo, dove tra gli svincoli di Batti e Brolo, a causa della chiusura della galleria Calavà in direzione Palermo, perdura il doppio senso di marcia, che avverrà nella carreggiata opposta. Il transito ovviamente è disciplinato per fasce orarie e per tipologie di veicoli. Chi fosse interessato può facilmente consultare sul sito internet del Consorzio Autostrade Siciliane. I lavori in questa galleria sono quasi ultimati, quindi la riapertura totale di questo tratto di autostrada è prevista per giorno 1 novembre. Quindi ripeto, per chi fosse interessato, questo tratto di strada riaprirà giorno 1 novembre. Qualche consiglio dalla Polizia Stradale: si raccomanda sempre, e non ci stancheremo mai di dirlo, di indossare le cinture di sicurezza, di rispettare i limiti di velocità e evitare distrazioni alla guida, le quali distrazioni rimangono la principale causa di incidenti stradali. Quando guidi, guida e basta. Dalla Polizia Stradale per oggi è tutto. Buona giornata e buona strada. Grazie, buongiorno, grazie all'ispettore Raffaele Genovese che ha parlato e si è collegato con noi da Barcellona Pozzo di Gotto, il compartimento della Polizia Stradale della Sicilia orientale. Brevemente uno sguardo, lo vedo già sui monitor di servizio, quella che è la situazione della viabilità a Catania. Siamo sulla circonvallazione, siamo all'altezza del Tondo Gioieni, questa è la diciamo una circolazione abbastanza fluida oggi nella circonvallazione di Catania. Adesso rientriamo in studio per andare a vedere invece il resto della rassegna stampa, quella stavolta nazionale ed internazionale, con Emanuela Corsi. I temi, chiaramente, a parte la politica, a parte chiaramente i riflessi ancora delle elezioni in Liguria, quelle regionali, chiaramente ci sono i fatti internazionali in primo piano. Tu sbirci la rassegna stampa. Ci facciamo più seri. Naturalmente sì, come dicevi, c'è ancora il voto in Liguria a tenere banco, con il centrodestra che esulta, mentre la centrosinistra dice dobbiamo aprire e riflettere appunto su questo voto. Ma ci sono anche altre notizie, si torna a parlare ancora dell'inchiesta sulle banche dati rubate, perché è un'inchiesta che si allarga sempre di più, addirittura sarebbe coinvolto anche il Mossad. Ma intanto andiamo a vedere la prima pagina del Resto del Carlino, con Meloni contenta appunto del risultato in Liguria. Ricordiamo, ha vinto Marco Bucci, il candidato del centrodestra. Modello Liguria da esportare
particolare anche perché in vista ci sono altre elezioni regionali. Dopo la vittoria la Meloni punta adesso alle regionali in Emilia-Romagna appunto e in Umbria. Donzelli di Fratelli d'Italia dice siamo 1-0 e se facessimo il cappotto, e poi l'intervista al governatore Bucci che ha detto ha perso la sinistra dei no, i renziani vicini, e lì vediamo appunto cosa è successo nel centro sinistra proprio per quanto riguarda la coalizione e soprattutto il cosiddetto campo largo. Nel PD alzano la voce riformisti, Movimento 5 Stelle, Grillo processa Conte. Andiamo anche al Corriere della Sera. Il voto in Liguria che agita la sinistra, il crollo dei 5 Stelle e le critiche a Schlein sulle alleanze. L'attacco poi di Grillo, si muore traditi dalle pecore. Intanto c'è un'altra notizia di cui parleremo tra poco, cioè i giudici di Bologna, rimpatri alla Corte dell'Unione Europea e la Germania nazista sarebbe un paese sicuro. Ancora nel mirino dei giudici c'è questo decreto appena votato appena varato dal governo sui porti sicuri, sui paesi sicuri, vedremo tra poco. Ma intanto vediamo le altre notizie. Il caso IPM, la rete delle spie e gli 007 israeliani, i dati rubati anche a Jacobs. Anche Jacobs è finito nel mirino appunto di questi hacker. E poi a proposito di sportivi, la foto di oggi è dedicata a questa giovane, bellissima ragazza, Matilde Lorenzi, promessa dello sci azzurro, che è morta dopo un incidente appunto sulle piste, la morte sugli sci. Il padre adesso chiede piste più sicure. Addio alla 19enne azzurra, lo sport è in lutto e c'è anche il post di Goggia. Restiamo sulla prima pagina, oggi un'intervista a Dacia Maraini che dice io, Moravia e le voci che scrivesse per me, e poi si torna a parlare di questo caso di cronaca che arriva da Piacenza. Parla ancora la mamma di Aurora, la bambina di 13 anni che è morta cadendo dal terrazzo di un palazzo di 8 piani, violento e stalker, ha ucciso una bimba. La madre continua ad accusare l'ex fidanzatino di 15 anni. Ma intanto andiamo a vedere le notizie. La notizia in primo piano, cioè le elezioni, il dopo voto in Liguria, tensioni nell'opposizione, alleanze, accuse a Schlein. I riformisti del PD sono prevalsi i veti e ai veti è seguito un errore politico. Adesso ci sono i timori per l'Umbria. E qui oggi il Corriere propone quello che è stato l'andamento appunto dei partiti in Liguria nel corso delle varie elezioni regionali. Vediamo un dato interessante che nonostante abbia vinto la coalizione di centrodestra, però il PD è stato il primo partito in Liguria con il 28,5% dei voti alle ultime regionali, mentre il partito di Meloni si ferma al 15%. Cos'è che però ha inciso notevolmente in questa sconfitta del centro-sinistra? I consensi del Movimento 5 Stelle che sono crollati al 4,2. Ricordiamo invece l'exploit che ebbe il Movimento 5 Stelle nelle politiche del 2018, quando raggiunse quasi il 30%, quindi sicuramente questo è ciò che ha inciso notevolmente appunto su questa sconfitta, che poi è stata non schiacciante ma sicuramente per il centrodestra una vittoria importante, anche perché Meloni l'ha vista un po' come una sorta di fiducia rinnovata nei confronti del governo. Andiamo a vedere una notizia di cronaca dal Corriere. Intanto questa Aurora voleva lasciarlo, per questo lui l'ha uccisa, la disprezzava e la umiliava, ma la considerava cosa sua. Queste sono le parole della mamma di questa ragazzina. Fa ancora più impressione a pensare che dietro questa storia ci siano una bambina quasi di 13 anni e un ragazzino di 15 anni, soprattutto leggendo parole così forti. La madre della tredicenne appunto dice: mia figlia era poco più che una bambina e non ha dubbi sul fatto
fatto che sia stato proprio il fidanzatino a spingerla giù dal terrazzo di questo palazzo di Piacenza. E poi resto un attimo su questa pagina perché c'è un'altra notizia di cronaca. Qualche tempo fa abbiamo raccontato la storia di Chiara, una ragazza di 21 anni che ha partorito 2 bambini nel silenzio e poi li ha sotterrati, li ha uccisi. Ecco, c'è un altro caso simile che arriva da Padova, neonata morta nel night, arrestata la madre. La bimba è stata partorita nel locale dove questa donna lavorava e dormiva. La 29enne è accusata adesso di omicidio. E poi vediamo il Mattino di Padova. Ha ucciso la sua bimba, è l'apertura del giornale. Tragedia a Piove di Sacco, una ballerina di 29 anni arrestata per omicidio aggravato, lei è in ospedale e si difende: non sapevo di essere incinta. La mamma è in stato di fermo, la neonata è stata partorita durante la notte ed è stata trovata nella tazza del water. Sono notizie veramente che ci lasciano senza parole. Vediamo il Secolo XIX, oggi c'è un'intervista al nuovo governatore ligure, a Bucci, che dice inizio da porti e sanità, la prima richiesta al governo riguarderà i dragaggi per la diga. E ancora, la Liguria deve avere gli stessi benefici di Trieste, incentivi a chi va nell'entroterra. Vediamo Libero come commenta questo voto. Il PD perde e festeggia, Dem e compagnia in estasi per il voto di lista, siamo cresciuti rispetto alle europee. E parte il coro delle scuse dall'astensione agli ultra di Scajola, mentre tra i 5 Stelle è Faida. E poi vediamo invece La Repubblica, che oggi apre con questa inchiesta che si allarga, dicevamo, inchiesta che riguarda questo gruppo di hacker, spie per gli stranieri, scoperto il libro mastro con le tariffe tra i clienti della banda degli hacker, gli 007 israeliani e di altri stati. Nell'archivio anche dati riservati sottratti a Eni, bucata l'agenzia governativa per la cybersicurezza. E poi l'addio a Matilde, dolore e polemiche. Vediamo all'interno questo libro mastro che è stato trovato di Equalize, che sarebbe questa società di sicurezza e investigazioni dietro la quale poi si nascondeva questo gruppo di hacker. Ecco le aziende che pagavano per spiare i loro manager, non solo Eni e Barilla, versamenti da Erg, ex Ilva e anche Heineken. Il record, 1 milione da Fenice. Per i PM attorno alla banda c'era una cintura istituzionale che generava un senso di impunità. E poi i contatti, dicevamo un'inchiesta che si allarga perché questi hacker avrebbero avuto anche dei contatti con gli 007 stranieri, soprattutto con quelli israeliani, i contatti con il Mossad e i dati passati al Vaticano. Nelle intercettazioni si legge questo: aiutiamo la Chiesa contro la Russia o no? Bucata l'agenzia appunto per la cybersicurezza, i rapporti anche con gli uomini del Movimento 5 Stelle. E poi vediamo invece un'altra notizia da Repubblica. Questo decreto Albania. Il Tribunale di Bologna fa ricorso alla Corte europea, promuove anche la Germania nazista. Il Tribunale di Bologna: la norma sui paesi sicuri è in contrasto con le leggi comunitarie. E qui vediamo appunto la struttura che è stata realizzata in Albania per la prima accoglienza dei migranti, è costata 3 milioni di euro. Vediamo La Stampa di oggi con paesi sicuri, lite, toghe, governo, ricorso alla Corte europea. Con questo decreto anche la Germania nazista lo sarebbe. Palazzo Chigi schiera intanto l'Avvocatura di Stato. E poi vediamo velocemente Avvenire, che scrive ritorno alla Corte. Sempre su questa notizia, il Tribunale di Bologna rimanda alla magistratura europea il decreto sui paesi sicuri. La Premier intanto è in Libia per stringere i rapporti con Tripoli. Riprenderanno anche i voli ITA. Grazie Emanuela, da te più avanti nel corso della nostra mattinata. Adesso ci fermiamo, guardiamo il
il meteo, le previsioni dunque meteorologiche, e poi saremo di nuovo insieme per il primo dei nostri ospiti di questa mattina. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole assoluto protagonista sul nostro territorio, da segnalare solo banchi di nebbia sulle vallate interne del centro-sud e sulle pianure del nord per alti tassi di umidità che poi saranno in rapido diradamento. Sulla Sicilia splenderà il sole nella giornata di mercoledì, qualche nuvola di tanto in tanto che sarà solo in transito. I venti deboli con mari calmi o poco mossi e temperature massime miti e gradevoli, con valori infatti che raggiungeranno anche i 24-25 gradi. Nel corso della giornata di giovedì poco da segnalare, nulla cambierà, i cieli saranno sempre in prevalenza sereni con qualche nuvola in più nelle ore più fredde sui settori interni, poi il rapido diradamento, i venti ancora deboli con mari calmi o poco mossi e le massime non subiranno particolari variazioni con valori ancora compresi tra i 20 e i 25 gradi. Tutti i dettagli precisi vi attendono come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor. Potrei dirvi che ricomincia Isola Verde. Potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor. Ma non ve lo dico, è perché ve l'ho già detto. Vi aspetto. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Il benvenuto ad Antonino Guglielmino, fondatore e anche past president della Società Italiana della Riproduzione Umana. Stamattina parliamo di due temi che sono piuttosto complessi, la denatalità e anche la maternità cosiddetta surrogata, cioè la gravidanza per altri. Partiamo dalla denatalità, perché i dati di quest'anno confermano come comunque nel nostro paese si continua a fare sempre meno figli, cioè una flessione anche rispetto allo scorso anno. Sì, la flessione è permanente ormai, costante e strutturale. Diciamo che se vediamo quanti ne sono diminuiti rispetto allo scorso anno, dice 13.000 nati in meno, ma se cominciamo a metterli in fila dal 2008, che c'è questo trend a scendere, possiamo dire ora che il 34,1% dei bambini nascono meno, che è un numero enorme. Vuol dire che si stanno creando delle problematiche anche formazione delle scuole elementari, cioè mancano i bambini per andare alla scuola elementare, quindi si sta creando veramente un problema di carattere sociale, strutturato su una cultura che si sta sviluppando e una condizione economica. Infatti i demografi si chiedono: ma qual è il motivo per cui sta succedendo questo? Questo è quello che io stamattina chiedo a lei. È chiaro che non è una sola risposta. Non è una sola risposta, bravo. Ci sono diversi fattori che si stanno intrecciando. Il primo è quello della instabilità economica. La precarizzazione del lavoro ha creato un'insicurezza sociale reale, soprattutto fra le nuove generazioni che non sanno qual è il futuro, perché dalle indagini che vengono fatte per esempio nelle scuole con i giovanissimi, quindi parlo della fascia dei giovani fino a 18 anni, l'aspettativa di avere una famiglia con figli è molto alta. Poi quando escono dal liceo e hanno il contatto con l'università o col mondo del lavoro si capisce che c'è un affievolimento di questa volontà. Ma perché cosa succede? Significa che i nostri ragazzi restano troppo prima all'università e quindi escono tardi dall'università e arrivano tardi anche nel mondo del lavoro? Questa qua è una deduzione, come posso dire, molto razionale, ma non è reale. Perché se noi andiamo a vedere i paesi in cui le donne, perché quello è il punto, cioè in Italia non ci dimentichiamo perché è uno dei paesi che ha una crisi demografica più profonda rispetto agli altri paesi stessi europei. La media in Europa delle nascite è 1,6. Cosa vuol dire questo numero?
c'è un punto che viene chiamato di sostituzione della società, cioè dire quanti sono quelli che nascono e quanti sono quelli che muoiono. Questo punto è 2.1, noi siamo a 1.2, cioè dire molto sotto, quindi vuol dire che ogni donna sta facendo un bambino e un braccio, per essere più concreti, quindi capiamo perfettamente che andando avanti una coppia di due che fa solamente un figlio, alla fine stiamo riducendo la nostra composizione sociale. Diciamo, è una delle spiegazioni. Poi però ci sono anche altri fattori. Bisogna stare attenti al fatto che i paesi in cui le donne lavorano fanno più figli. Quindi uno dei problemi che noi abbiamo, solamente il 55% delle donne in Italia ha un lavoro, in Europa è il 70%, i paesi del nord addirittura riescono ad avere una crescita, la Francia ha avuto una crescita bellissima da questo punto di vista sul piano demografico, perché nel momento in cui si apre veramente la possibilità del lavoro e della realizzazione personale, la sicurezza porta anche ad avere un progetto genitoriale. Più insicuri siamo, ovviamente, e meno figli facciamo da una parte. Dall'altra parte, un'altra cosa che non ci aspettavamo è che le donne, e anche i maschi peggio delle donne ovviamente, non hanno idea su come funziona il sistema riproduttivo. Cioè le donne, grandissima parte della società è convinta che le donne possono fare figli fino a quando hanno la mestruazione. Non è reale, perché nella mestruazione le donne ci hanno anche 50 anni, 55 anni, ma la capacità riproduttiva si riduce drasticamente, questa è una cosa che bisogna saperla. Dopo 35 anni si riduce in modo drammatico, quindi i figli si fanno prima. Quindi diciamo che l'età per diventare mamma, diventare papà, deve essere anticipata, quindi glielo dobbiamo spiegare a scuola come funziona il sistema riproduttivo. Non lo sanno, questo è il punto. No, è vero, il 30% della popolazione sa che quando una donna è pronta può fare un figlio, perché l'animale umano, la femmina umana rispetto a tutti gli altri mammiferi, ha un sistema riproduttivo diverso, completamente diverso. Le altre femmine degli altri animali mammiferi hanno dei segnali manifesti quando loro possono essere incinte, essere gravide, e hanno rapporti solamente in quei periodi. L'essere umano femminile, per tantissime ragioni ci vorrebbe un'altra trasmissione lunghissima per saperlo, hanno una recettività permanente, ma hanno un momento solo in cui possono essere fertili, che non ha manifestazioni esterne. Però, quindi né la donna né anche il maschio sa quando succede. Ma c'è un calo però, a prescindere da questo discorso dell'età della fertilità? C'è un calo della fertilità, certo, nel momento in cui noi non diamo certezza e le donne e le coppie cominciano ad avere un progetto genitoriale con una donna che ha 40 anni, che è bellissima dal punto di vista strutturale, perché le donne ora vivono 84 anni come media, mentre qualche millennio fa arrivavano a 20 anni, per essere concreti, quindi ora sono bellissime donne a 40 anni, però dal punto di vista biologico e riproduttivo hanno perso le loro capacità. 32 anni è la media di età, 32 anni in cui le donne hanno il primo figlio, troppo tardi. Quale dovrebbe essere l'età media? La generazione umana degli umani si riproduce ogni 20. Posso capire che siamo a 25, 28, ma quando arriviamo già a 32 vuol dire più di un figlio non farai. E quindi insomma già abbiamo dato delle indicazioni. Sì, noi dobbiamo sapere come funziona il sistema riproduttivo, glielo dobbiamo insegnare nelle scuole, dobbiamo liberare le donne e dargli accesso al mondo del lavoro e stabilità tranquillamente, perché i paesi dove le donne lavorano e hanno stabilità e autonomia riescono ad avere più figli, e poi avere una visione del diritto di scelta che deve essere più chiaro, e lì le questioni degli ultimi periodi c'entrano tutti, cioè tutto ciò che può aiutare una coppia ad avere un figlio o lasciare alla coppia la scelta di avere una famiglia con figli viene vista come una cosa che non può essere trattata privatamente dalla coppia, e ci vuole l'intervento dello Stato. Allora qui arriviamo all'altro tema della mattinata, cioè quello della maternità cosiddetta surrogata, ma è la gravidanza per altri. Sì. Diciamo che qualche giorno fa, il 16 di ottobre, sì, quindi meno di 15 giorni fa, sì, il nostro Parlamento ha fatto diventare legge e ha fatto diventare reato, diciamo, universale
la maternità surrogata, no? Che poi in realtà forse non era neanche necessario un intervento di legge, Sì, perché infatti, nel nostro bravo. paese esisteva già una precedente legge del 2004 Sì. per cui c'erano dei divieti. Adesso però questi divieti si estendono anche all'estero. Cerchiamo di spiegare che cos'è la gravidanza per altri, per dirla in parole brevi, e adesso come incide la legge, perché la legge adesso incide ancora di più rispetto a prima. Sì, poi la legge, infatti diceva bene lei, in Italia la gravidanza per altri già è vietata dalla legge 40 del 2004, punto. Quindi non c'era bisogno di fare tutta questa manfrina. Si è fatto diventare, mi viene da ridere, reato universale. Reato universale noi sappiamo che sono cose diverse. Diciamo che, Genocidi, reati di distruzione di massa. Sono reati, diciamo, che coinvolgono anche gli stati. Sì, bravo. Se noi dobbiamo avere una dimensione di quello che è di questo argomento, per cui si è tanto discusso abbiamo perso un sacco di tempo, diciamo che la gravidanza per altri numericamente sono circa 250 l'anno su 60 milioni di abitanti, che non lo so quanto sarà, lo 0, qualche cosa. Dice vabbè, però, e poi chi la fa questa gravidanza per altri? Quindi che cos'è? C'è una coppia dove c'è un'impossibilità, coppia normale, quindi eterosessuale o anche omosessuale, però possiamo dire già da subito su questi 250 che vengono calcolati che fanno la gravidanza per altri in Italia, il 90% sono coppie eterosessuali, dove c'è la donna, praticamente, che io ne ho viste un paio in questi anni, che per vicende oncologiche o per qualche problema che c'è stato anche in sala operatoria durante un raschiamento, per un aborto e via dicendo, perde la capacità di poter utilizzare il proprio utero. Dottore, Questo però la questione in questo caso è probabilmente la visione, adesso mi metto dall'altra parte, Sì, no, cioè si vuole impedire che venga sfruttata la controparte, cioè che venga utilizzata la donna che presta, diciamo. Sì, no, la capisco questa cosa. Io dicevo qual è il momento in cui, quando si usa in questo caso, quindi c'è una coppia in cui la donna non c'ha più la capacità e quindi chiede a un'altra donna, e questa è la cosa su cui conveniamo, e c'è un divieto dal 2004 nella legge 40, chiede a un'altra donna, vediamo come lo chiede, questo è il punto, vediamo come lo chiede, di poter gestire la propria gravidanza, quindi fare crescere il figlio nel suo utero. Quindi è una gravidanza per altri, una donna terza che mette a disposizione il proprio utero per fare in modo che cresca un feto che poi diventa bambino e poi ritorni a questa coppia. Ci sono tante questioni su questo tema. No, ma che è semplice. Qual è la cosa che è giusto che venga a essere condannata, ma già lo era condannata, ma succede quasi in tutto il mondo. Ci sono solamente 2 paesi poi alla fine, che è il Canada e l'America, dove è possibile farlo, là hanno le agenzie addirittura. Qual è il punto? Se questa donna che presta la propria capacità del proprio utero, quindi del proprio corpo, a portare avanti questa gravidanza per questa coppia che è impossibilitata, prende dei soldi o no? Se prende dei soldi e c'è uno sfruttamento di questa terza donna, è giusto che non si faccia, perché non si può vendere il corpo di un essere umano. Questo è il punto, o metterlo a disposizione di uno ricco, perché in America questa storia qua costa quasi $100.000 e quindi per farla. Se invece, e questa è una cosa che non è bella in questo tipo di impostazione, non è che tutte le vicende che succedono nel mondo della riproduzione hanno sempre una questione di soldi dietro. Perché la riproduzione è una questione che riguarda anche le famiglie, dove c'è il sentimento, c'è l'amore, c'è l'affetto, ci sono 200.000 cose che noi siamo maestri nelle nostre famiglie con 9 figli, mia nonna ne aveva fatte 10. Un'ultima riflessione. No, sì, ma se io vi dico una cosa, ci può essere una gravidanza per altri di carattere solidale, cioè dire, mia madre, al microfono. Sì, mia madre, faccio un esempio, che ha avuto una figlia a 19 anni, 20 anni, e poi a 40 anni la figlia che si vuole riprodurre ha avuto un problema oncologico e ha perso l'utero, potrebbe la madre, dove ha avuto nel proprio utero la figlia, avere anche l'utero della nipote?
Questo diciamo è un tema molto interessante Possiamo dire che siamo certi che una madre non chiederà i soldi alla figlia per avere una gravidanza, avere lei il nipote e la figlia avere il figlio. Quindi se non facciamo delle differenze nella medicina, perché questo è possibile farlo, non fosse stato possibile non c'era discussione, è possibile farlo perché lo dobbiamo vietare una cosa simile. Quindi io farei una piccola differenza tra gravidanza per altri solidale, dove abbiamo la certezza con un giudice che non ci sono soldi perché la sorella... Lo sfruttamento invece va condannato. Lo sfruttamento neanche se ne discute. Benissimo. Cioè quello va vietato a tutti i livelli, senza problemi. Ci dobbiamo fermare, i temi sono tantissimi, bellissimi. Potremmo andare avanti per tanto tempo, però il tempo è quello che abbiamo a disposizione, è limitato. Grazie per essere stato con noi questa mattina, ci fermiamo appena qualche momento e poi torniamo con un altro ospite, un altro tema qui a Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia, dove benvenuto alla dottoressa Daniela Laporta, buongiorno. Componente del consiglio direttivo della sezione consulenza di Confindustria Catania, una cosa molto articolata per dire comunque che lei è nel consiglio direttivo di Confindustria Confindustria ha le varie sezioni e io sono all'interno della sezione consulenza. Con lei parliamo stamattina di un tema che riguarda le aziende, voi fate riferimento alle aziende, e la transizione 5.0. Questo cosa ci porta? Ci porta a pensare che le nostre aziende, le aziende sul territorio, siciliano, catanese in particolare, sono pronte, si stanno attrezzando, si devono attrezzare per affrontare gli anni che verranno. Transizione 5.0 è legata alla PNRR. In parte. In parte. Allora, cosa ci dà il PNRR? Allora, intanto transizione digitale, dual transition in questo momento, perché viene ancorata questa transizione non soltanto alla digitalizzazione, ma soprattutto a una nuova misura che è la sostenibilità. Lei ha detto cosa stanno facendo le aziende, si stanno attrezzando per poter implementare all'interno del territorio delle loro aziende una digitalizzazione che porterà a dei risparmi energetici dal 3 minimo al 10%. Una cosa importante della transizione 5.0 che mette a disposizione 12,7 miliardi di euro, cioè lo ripeto perché è una cifra realmente importante. Ma complessivamente? Complessivamente. Di questi 12,7 solo 6,6 sono sul PNRR. Gli altri sono stanziati direttamente dal Ministero, dal MIMIT, che è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che è diretto in questo momento da un siciliano illustre e quindi che sta facendo veramente tante cose per le aziende. L'importanza della transizione 5.0 è che viene ancorata veramente a dei parametri tecnici importanti che portano a una diminuzione dei consumi energetici, quindi una misura sulla sostenibilità che ad oggi non avevamo mai visto, quindi dei finanziamenti ancorati a un risultato reale. Allora, le nostre aziende sono pronte? Le nostre aziende si stanno attrezzando, devo dire che abbiamo fatto recentemente un convegno dove è venuto anche il dirigente del MIMIT che ci ha un po' anche rincuorato su alcune cose, vi erano alcuni buchi, abbiamo fatto infatti diverse FAQ, abbiamo appreso che le percentuali saranno aumentate perché in questo momento la misura non è cumulabile con altre misure che abbiamo all'interno del territorio siciliano, anche questo era stato un motivo di blocco per tantissimi imprenditori che già stanno beneficiando delle ZES e non potevano cumulare le due misure. Aumentando sicuramente le percentuali sulla transizione 5.0 saranno molto più invogliati e incentivati. Dottoressa, è chiaro che però io che sono il titolare di un'azienda, per poter accedere a questi finanziamenti, a queste risorse, quindi usufruire di questa possibilità di poter ammodernare la mia azienda, ho necessità di avere le carte in regola. Cosa significa avere le carte in regola per accedere a questi finanziamenti? Sicuramente, allora intanto io mi occupo di consulenza in tal senso e dico sempre che l'imprenditore non deve fare
l'investimento per avere l'agevolazione. Cioè, se nella visione aziendale dell'imprenditore vi è la reale volontà di effettuare degli investimenti in macchinari, in software, in pannelli fotovoltaici, che poi alla fine portano a una diminuzione del risparmio energetico e un ammodernamento del parco macchine, in quel caso noi sappiamo che abbiamo degli strumenti a disposizione. È molto snella la procedura, vi è una piattaforma, all'interno della piattaforma vengono inseriti i dati e soprattutto è necessaria ormai una certificazione di un ingegnere che attesti realmente che vi sia questa diminuzione del consumo energetico. Addirittura diminuzione che può essere misurata sul singolo processo o sulla completezza dell'azienda. Una volta che viene caricato tutto a sistema, viene poi data una dichiarazione, cioè una attestazione di possibilità al finanziamento, ed è facilissimo perché viene fatta una compensazione all'interno dell'F24. Quindi per l'imprenditore sono, tra virgolette, entrate, cioè, immediate, ed è una cosa veramente facile ed è una misura che dovrebbe funzionare veramente bene, che in passato ha funzionato. In passato vi è stato formazione 4.0, industria 4.0 che ancora è in atto, e devo dire che sono state delle misure molto importanti che hanno veramente funzionato per le aziende. Questa transizione riguarda soltanto diciamo, le attrezzature, i macchinari, oppure riguarda in parte anche la formazione del personale? La formazione è uno dei filoni che viene finanziato e che cambia completamente rispetto al passato. Cioè, nella formazione 4.0 si presentava un progetto solo ed esclusivamente di formazione per migliorare le competenze dei lavoratori. Oggi finalmente, dico io, questo finanziamento viene ancorato all'investimento. Quindi io posso fare formazione e migliorare le competenze dei miei lavoratori solo se io ho fatto un investimento in determinati macchinari, in determinate attività. In quel caso il 10% del finanziamento può essere inserito all'interno del progetto per andare a fare formazione. Una formazione che è inerente a quelle tematiche e che introduce anche la cyber security, la sostenibilità, una serie di misure che sono ormai importanti per le competenze del territorio. Quindi c'è una visione a 360 gradi che punta al risparmio energetico, alla sostenibilità, e quindi in qualche modo ci rende un po' tutti più green. Speriamo, questo speriamo. Allora, dovrebbe essere così. Devo dire che in questo momento la sostenibilità, molti mi dicono, ha un costo. Stiamo cercando di abbattere questo costo. I professionisti del settore stiamo lavorando con le aziende per cercare di fare entrare anche nella visione aziendale i benefici che derivano dalla sostenibilità, che è una sostenibilità collettiva, ma che porta anche benefici per il singolo imprenditore, per la singola impresa, per i lavoratori all'interno dell'azienda. Come tutte le transizioni ha i suoi tempi. Noi siamo qui per supportare i tempi e le aziende. E quante sono queste aziende che sul territorio potrebbero essere, diciamo, potenzialmente coinvolte? Allora, le aziende sul territorio potrebbero essere veramente tante, perché si parla di piccole e medie imprese. Consideriamo che è un momento anche di investimenti all'interno del territorio. Le grandi aziende che stanno facendo investimenti sono anche trainanti per il territorio, perché tutte queste aziende che devono poi lavorare con le grandi imprese devono avere determinati parametri per poter lavorare. Inoltre consideriamo che alcuni oggetti, alcuni progetti che vengono fatti all'interno del territorio sono stati anche molto attenzionati e sono in questo momento causa di orgoglio, cioè motivo di orgoglio all'interno del territorio catanese. E quindi diciamo che la platea potrebbe essere molto ampia, molto vasta. Allora io le auguro intanto buon lavoro, in bocca al lupo, perché il progetto è ambizioso e importante. Magari ci risentiamo più avanti, ci rivediamo, ci rincontriamo per vedere
fare stato un di test. fatto. Lo stato di fatto, come sono andate, insomma, queste sono le premesse. Sì. Poi nello sviluppo pratico vediamo come le aziende catanesi hanno risposto e come si sono organizzate per poter fare questa transizione 5.0. Grazie Grazie alla a lei. dottoressa Daniela Porta, che è diciamo, del Confindustria Catania, la consulente e la componente del consiglio direttivo nella sezione delle consulenze. Grazie ancora. Grazie a lei. Ci dobbiamo fermare, ancora una sosta e poi andremo a Siracusa per parlare ancora di imprese, parlare di petrolchimico stavolta e del rischio davvero dell'occupazione che si ha nel polo non solo di Siracusa ma anche a Ragusa. Tutto questo fra pochissimo. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, adesso come anticipato andiamo a Priolo dove per noi c'è Francesco Aloi. Buongiorno Francesco, grazie intanto per il tuo intervento. Con te c'è Roberto Alosi che è il segretario generale della CGIL di Siracusa. Il tema di questa mattina è intanto il petrolchimico di Priolo nella circostanza, ma coinvolge anche Ragusa, insomma l'area diciamo del petrolchimico nella Sicilia sud orientale. Il rischio serio lì è davvero che si possano perdere tantissimi posti di lavoro. Perché questo? Perché diciamo c'è un progetto di trasformare l'impianto, renderlo green, ma tutto questo ha un prezzo. Adesso ci andiamo con ordine, do la linea a te. Sì, ciao Angelo, buongiorno Sicilia. Noi siamo in questo momento davanti agli impianti nord di ISAB Eni Versalis. C'è un'assemblea, la prima di tante che ci saranno sicuramente nelle prossime settimane, perché qualche giorno fa, era il 24 ottobre, Eni Versalis ha annunciato la tanto agognata trasformazione energetica, lo stop all'etilene dal 2026. Però Roberto Alosi, buongiorno. Buongiorno a voi. Però questa trasformazione a voi non convince molto. Perché? Ma guardi, io provo a dirlo in questo modo: fin tanto che non ci sarà un progetto di transizione ecologica ed energetica che coinvolgerà l'intero polo industriale in tutte le sue articolazioni, il progetto e l'idea lanciata da Eni va fermata in ogni caso. Va fermata per almeno 3 ragioni. La prima, perché il progetto riguarda il disimpegno di Eni dalla produzione attuale dell'etilene da avviare da subito, è una promessa di riconversione verso impianti maggiormente meno impattanti a partire dal 2009. E questo meccanismo di utilizzare la politica dei 2 tempi noi l'abbiamo purtroppo vissuto nella lunga storia industriale del nostro polo e non abbiamo mai visto il secondo tempo di questi impegni. Io vorrei ricordare che Eni in questo territorio ha provato a disimpegnarsi già da tempo, l'abbiamo bloccato nel 2015 quando intendeva rendere il proprio impianto ad un fondo finanziario americano, l'SK Capital. Abbiamo chiuso nel passato l'impianto di clorosoda sempre dell'Eni perché è impattante, con la promessa che l'Eni avrebbe rigenerato l'ambiente e rifatto un nuovo impianto sicuramente più moderno. Non l'abbiamo mai visto e allora pensiamo che anche l'attendibilità di questo progetto sia discutibile. Se a questo aggiungiamo che la proposta dell'Eni in qualche modo è espressione anche della volontà del governo di dismettere il più grosso soggetto energetico a partecipazione statale che ha costituito in quest'area la storia industriale, e allora credo che ci siano tutti gli elementi per stare con molta apprensione. Ecco, quelle ciminiere che vedete alle nostre spalle tra qualche mese potrebbero spegnersi. Questo potrebbe significare mandare a casa centinaia e centinaia di lavoratori solo di Eni Versalis, ma parliamo di migliaia e migliaia di dipendenti di tutto il polo petrolchimico, perché l'indotto è di circa 10.000 persone che potrebbero non lavorare più. Lei mi ha detto poco fa a microfoni spenti che chiudendo ipoteticamente Eni Versalis
andrebbe a chiudere a effetto domino ogni azienda di questo polo. È così? È così perché il nostro assetto produttivo industriale siracusano è un assetto industriale interconnesso l'uno con l'altro, la complementarietà dei vari impianti, Eni, ISAB, Lukoil e quant'altro è indissolubile. Eni Versalis è il principale fornitore di derivati per l'ISAB Nord, cioè per la raffineria Lukoil. Se si dovesse oggi interrompere la produzione di etilene, oggi utilizzata come derivato da ISAB Nord, a cascata come effetto domino avremmo un'ulteriore crisi all'interno dell'ISAB che già vive una situazione di stallo. E allora il pericolo è che il segnale che il governo dà attraverso Eni di disimpegno è quasi un segnale che può essere raccolto anche da altri grandi committenti, ed è ciò rispetto al quale abbiamo combattuto in tutti questi mesi per evitare la delocalizzazione. Ecco, questo è uno dei motivi per cui riteniamo assolutamente irricevibile, almeno nel cronoprogramma indicato da Eni, il progetto che Eni stesso pensa di mettere in atto qui a Priolo. Francesco, una domanda per il tuo ospite. A questo punto mi pare di capire che la CGIL e comunque i sindacati chiedano in maniera chiara al governo un intervento pubblico in modo da definire i settori strategici in maniera, diciamo, chiara, in modo da poterli individuare. Sì, è proprio così. Loro hanno chiesto al governo centrale, quindi a Palazzo Chigi, un incontro, in particolare al Mimit, al ministro Urso, giusto? L'abbiamo chiesto per la verità direttamente al Presidente del Consiglio, non ci fidiamo più. Il ministro Urso è stato già 2 volte qui a Siracusa propagandando la capacità del sito di Siracusa di diventare un hub energetico del Mediterraneo, una volta hub energetico, una volta hub digitale, una volta hub dell'idrogeno. Ecco, a noi mi pare che di tutto questo non ci sia ancora nulla e chiediamo un intervento, un tavolo immediato alla Presidenza del Consiglio insieme al Presidente Meloni, perché qualcuno, e la politica in modo particolare che è deputata a questo, deve assumere delle scelte, delle decisioni, deve dirci questo polo petrolchimico quale visione strategica futura può avere perché rimanga in piedi in un contesto di transizione, di sostenibilità, di ristrutturazione industriale, ma noi vogliamo che 80 anni di storia industriale di questo territorio possa continuare a averne ancora altri 80 davanti. Pensiamo che ci siano tutte le condizioni, serve che la politica scelga le priorità, dialoghi col mondo del lavoro, perché senza i lavoratori nessun processo di cambiamento di questa portata sarà possibile. Angelo, giorno 12 novembre, loro scenderanno tutti in piazza per ribadire ancora una volta la vostra voce. Il 12 novembre è la data che abbiamo individuato per uno sciopero generale di tutta l'area industriale che provi a rivendicare la necessità che questo polo abbia una scelta chiara nella direzione della transizione energetica dell'intero polo industriale. Noi pensiamo che ce ne siano le condizioni. Chiediamo in questi giorni, attraverso le assemblee nella zona industriale e delle iniziative pubbliche che faremo nei territori, chiediamo alleanze col mondo civile, sociale, politico e imprenditoriale, perché riteniamo che sia giunto il momento di andare oltre le parole e di provare a far sentire con forza la voce di un territorio che ha vissuto una grande storia industriale con luci e ombre e ha tutte le potenzialità, le competenze e le infrastrutture per vincere la sfida del futuro, che è quella della transizione e della sostenibilità ambientale. Grazie allora, grazie Francesco Aloi, grazie anche a Roberto Alosi che è segretario generale della CGIL Siracusa. Seguiremo anche nel corso dei telegiornali evidentemente l'evolversi di questa importante vertenza, perché è una vertenza grossissima che riguarda
riguarda chiaramente tantissimi posti di lavoro, come evidenziavate voi, 10.000 almeno, ma soprattutto il futuro del polo petrolchimico di Priolo, che è legato poi anche ad altre realtà del territorio nella Sicilia sud orientale. Grazie intanto per questo collegamento. Adesso ci fermiamo, ci sono le pillole di Almanacco, torniamo subito dopo per scrutare, come facciamo ogni mattina, poi le stelle con Marco Amato. Intanto l'Almanacco. Il 30 settembre di ogni anno viene festeggiato l'International Podcast Day, letteralmente la giornata mondiale del podcast, una trasmissione radio diffusa via internet, scaricabile e archiviabile in un lettore MP3 o sullo smartphone. Pensate che già nel 2005 podcasting fu eletta parola dell'anno dal dizionario statunitense New Oxford e l'origine della parola si deve a Ben Hammersley, giornalista della BBC, che nel 2004 scrisse un articolo riguardo questo nuovo fenomeno. Secondo varie ricerche, nel 2023 quasi un italiano su 3 ha ascoltato un podcast o un audiolibro, crescendo di 1 milione di unità rispetto all'anno precedente. Oggi parliamo del Sistema Solare. Il Sistema Solare è composto dal Sole e 8 pianeti che gli orbitano attorno: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Nel nostro sistema sono poi compresi oltre 170 satelliti, diversi pianeti nani come Plutone, asteroidi, comete e altri corpi celesti. La densità dei pianeti è estremamente variabile. Basti pensare che Saturno ha una densità talmente bassa che galleggerebbe sull'acqua sulla Terra. Eccoci di nuovo insieme, è il momento, come dicevo prima, di andare a guardare le stelle, capire cosa prevedono oggi con il nostro Marco Amato, che ancora una volta torna sui temi calcistici. Si è un po' appassionato, devo dire, Marco Amato, al calcio. Abbiamo parlato del pupone di Totti, oggi parliamo del pallone d'oro. Buongiorno Marco. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Oh, tazzina particolarissima, eh? Beh sì, oggi parliamo di pallone d'oro, per cui volevo un po' di preziosismo in più. Allora, oggi vi stupirò con una curiosità zodiacale. Ebbene, il caso preso in esame che ha catturato un po' nel mondo calcistico la mia attenzione è stato quello di Rodri, vincitore del pallone d'oro, primo atleta del Manchester, giovanissimo peraltro, a vincere il pallone d'oro. Ma sulla sua vittoria hanno fatto discutere un po' il secondo e il terzo posto, rispettivamente quello che sarebbe spettato a Vinicius del Real Madrid e quello che sarebbe spettato ed aspettato come terzo a Bellingham, mentre invece il nostro Ancelotti riceve invece il premio come miglior allenatore, lui è l'allenatore del Real. Ebbene, ci sono state un po' di polemiche su quanto fosse più meritevole l'uno piuttosto che l'altro, quindi le stelle che guardano dall'alto cosa dicono? Vediamo i segni zodiacali di tutti i protagonisti. Rodri è Cancro, Vinicius è Cancro, e Bellingham è Cancro e anche Ancelotti è Cancro. Quindi il problema non è tanto chi ha vinto, ma forse chi voleva vincere o voleva vincere di più. Bene, oggi, come vedete, analisi perfetta da questo punto di vista. Grazie Angelo. Allora signori, oggi la luna è in bilancia, una luna che vuole avere delle regole decisamente molto più aggraziate, e questo lo trasmettono a Leone e a Sagittario. Ma nel cielo succede qualcosa di particolare, ovvero Mercurio, pianeta della comunicazione, oggi si oppone ad Urano, pianeta della forza di decisione e un po' imprevedibile. Quindi
quindi attenti a come parlate ai segni fissi, ovvero Toro, Scorpione, Acquario e Leone, che oggi vanno un pochino presi con le pinze. Bene invece per Toro e Vergine, che hanno un momento, un po' una finestra di calma, sfruttatela bene, mentre invece Pesci, Cancro hanno in comune una piccola vittoria che riescono a ottenere in campo lavorativo. Benissimo anche per quello che riguarda i Gemelli nella relazione, mentre invece il Capricorno riesce a comprendere tutta una serie di meccanismi che finalmente lo fanno stare bene e che gli tolgono un po' quell'ansia di controllo di tutto. E detto questo, poiché il tempo è tiranno, mi dileguo augurandovi una splendida mattinata e un buongiorno Sicilia. Grazie Marco, a domani mattina. Vado di nuovo da Emanuela per le ultime dai quotidiani. Sì, andiamo nella pagina degli spettacoli di Libero. Oggi c'è un'intervista a Claudio Cecchetto, e lui insomma li ha un po' inventati tutti come Pippo Baudo e parla a ruota libera di tante cose, perché adesso è uscita questa fiction, questa serie sugli 883, che tra l'altro è una band che ha scoperto sempre Cecchetto. Lui dice: mi difendo dagli attacchi, questo è il titolo, l'ex DJ da Linus alla serie sugli 883, quante bugie. E poi parla anche di Amadeus, che secondo lui però non si è rinnovato. Anche Amadeus è una sua creatura, assolutamente sì. Purtroppo si continua a parlare di questo flop sul 9 della trasmissione appunto che Amadeus ha importato, diciamo, dalla Rai. Lui dice: Amadeus ha fatto una scelta, sapeva benissimo a cosa andava incontro. La cosa più difficile da combattere in televisione è l'abitudine. Quando le persone da anni sono abituate a schiacciare l'1, non è lo stesso farle arrivare sulla 9. Questa è la sua analisi. E poi ti faccio vedere invece questo articolo su Damiano David, frontman dei Maneskin o ex dei Maneskin, ancora questo è tutto da vedere, però pare che questo nuovo Damiano non convinca tantissimo, intanto perché ha cambiato il look e da rocker adesso si è trasformato in Ken, quindi il nuovo Damiano sembra Ken, piume, colori pastello, stile fumetto, e lo vediamo sulla set di questo videoclip dell'ultima canzone, così il frontman dei Maneskin si butta via. Vedi la differenza insomma tra il Damiano di oggi e il Damiano di qualche tempo fa con i Maneskin. Questo videoclip si riferisce al nuovo singolo che esce dopo Silver Lines, il primo da solista, si chiama Born with a Broken Heart, però a quanto pare le prime recensioni non sono entusiastiche. I puristi hanno nostalgia del suo timbro graffiante, osservano che non si tratta solo di stile e immagine di videoclip, ma di un cambiamento radicale nel suo modo di cantare. Adesso è molto più pop rispetto a prima, che era molto più rock. Si è addolcito tantissimo. Bene, grazie Emanuele, appuntamento con te. Ma restiamo in tema, perché da un frontman passiamo ad un altro. Adesso parliamo del frontman delle vibrazioni e quindi parliamo di Francesco Sarcina. Sentiamo chiaramente le vibrazioni. Che si è sposato recentemente, credo. Tu sei molto attenta alla cronaca rossa. Allora, ascoltiamo uno dei grandi successi, chiaramente le vibrazioni. Vieni da me. A domani mattina, buongiorno Sicilia.